Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Ben ritrovati a chi ci ascolta sui 97.500 di Radio Veneto 1, a chi ci guarda sui nostri canali video. Ben trovati da Mattia Zanardo. L'automobile e più in generale il trasporto su gomma è ritornato al centro del dibattito in questo periodo, intanto perché sono stati diffusi, come ogni inizio anno, i dati sulle immatricolazioni, il principale termometro per misurare lo stato di salute di questo settore chiave per l'economia nazionale, ma con un peso notevole anche nella nostra regione, nella nostra provincia, per la rete vendita delle grandi case automobilistiche, ma anche per tutto l'indotto di aziende che producono componenti, pezzi per i grandi marchi nazionali e internazionali. Ma di auto, di mobilità su gomma si parla anche in tema di inquinamento. È uscito da pochissimo anche un dossier di Lega Ambiente proprio sull'inquinamento atmosferico, da cui risulta che purtroppo molte nostre città, soprattutto nella pianura padana, soffrono di questo problema. Ci sono in vigore in molti comuni, Treviso compresa, in tutti gli altri principali capoluoghi del Veneto, le limitazioni alla circolazione anti-smog. Ci sono tutta una serie di problemi a questo legati, alle nuove forme di mobilità. Noi di tutto ciò ne parleremo insieme al nostro ospite Giorgio Sina, presidente provinciale e regionale del gruppo Automoto di Confcommercio. Ben trovato, grazie per essere insieme a noi. Grazie a voi, buonasera. Il gruppo Automoto di Confcommercio è quella organizzazione di categoria all'interno dell'associazione del terziario che raduna proprio le imprese, i concessionari, ma non solo, anche le imprese singole che si occupano della vendita delle auto, delle moto, dei vari veicoli. Allora, Giorgio Sina, iniziamo innanzitutto proprio da questi dati sulle immatricolazioni. Come sta andando il mercato, in particolare il mercato veneto e il mercato della provincia di Treviso? Ma allora diciamo che il mercato sia nazionale e di conseguenza anche, guarda caso, il Veneto e la provincia di Treviso si allineano, anche se Treviso perde un pochino di più rispetto all'anno prima, sta perdendo un po' di terreno, nel senso che direi che già da aprile, quindi dopo le elezioni andate male, diciamo così, si è notato meno fiducia e soprattutto un calo delle vendite e di conseguenza delle immatricolazioni. Diciamo che poi però questo inizio di aprile, maggio, giugno, fino diciamo così prima delle ferie, siamo riusciti a sopperire a questa mancanza perché abbiamo fatto diverse immatricolazioni direttamente noi concessionari, che sono le famose auto a chilometri zero. Ma se dobbiamo andare a ritroso, il mercato veramente ha cominciato a soffrire già da aprile. È chiaro che poi queste auto a chilometri zero vengono vendute nei mesi successivi, non è che ce le teniamo tutte lì, però diciamo che si va ad anticipare un mercato con il quale prima o poi si deve fare i conti. Tanto è vero che a settembre questo mercato ha cominciato a perdere più di quello che era il 3, il 4, il 5%, ha cominciato a perdere anche un 15%, ha cominciato a perdere un 6, un 8 nei mesi successivi. E quindi diciamo che se dobbiamo guardare il mercato dell'anno, abbiamo un meno 3 rotti a livello nazionale e un meno 6,78 a livello provinciale, quindi di Treviso. Se invece dobbiamo parlare di mercato degli ultimi 4 mesi, è un mercato che soffre molto di più.
e questo evidentemente è preoccupante un po' per tutte le attività. Anche perché, Presidente Sina, le vostre previsioni diciamo per questo 2019, anche vedendo insomma queste prime settimane, non sono confortanti, insomma difficilmente si riuscirà a recuperare secondo voi? Ma diciamo che ci auguriamo che le previsioni che hanno fatte tutte le case automobilistiche rispecchino sicuramente la verità. Le case automobilistiche un po' tutte a livello nazionale prevedono un mercato stabile, quindi il 1.928.000 a livello nazionale che è stato il 2018 lo prevedono anche per quest'anno. Sinceramente, avendo vissuto gli ultimi 4 mesi dell'anno, noi prevediamo che il mercato possa perdere un 4-5%, che se così fosse evidentemente diventa un po' preoccupante, perché un 4-5% vuol dire un 4-5% in meno di fatturati, vuol dire un 4-5% in meno di, direi così, di numeri, di vendite e anche di margini, no? Evidentemente. Certo. E quindi poi questo vuol dire che ne risente innanzitutto il settore dei concessionari, e come dicevamo comunque è un settore presente, diffuso anche in termini di occupazione nel nostro territorio. Chiaro, sarebbe, come dire, la prima ripercussione si avrebbe lì. Allora, diciamo che in questi anni, dopo la grande crisi del 2008-2009 fino al 2014, tutti noi concessionari ci siamo dovuti ristrutturare in generale, e quindi anche con, direi così, la situazione del personale. Però poi nel 2015, 16, 17 abbiamo avuto degli anni buoni che ci hanno permesso anche di guardare oltre, quindi di aumentare le risorse inevitabilmente, correttamente, e di fare evidentemente di investire molto sulla formazione, di investire molto anche sulle risorse umane proprio vere e proprie, che significa anche sui numeri di occupati. È chiaro che il 2018 è stato ancora un anno buono, un anno che, se guardiamo, dico, gli ultimi 4 mesi preoccupa, ma a livello generale non è stato buono come il 17, ma è stato un anno che comunque, direi, i risultati sono ancora stati soddisfacenti. Poi è chiaro, c'è chi più, chi meno, dipende dai marchi rappresentati, da che massa critica ha nei fatturati, eccetera. E il 2019 evidentemente, se ci fosse un calo della richiesta da parte dell'utente, evidentemente diventa un problema anche riguardo alle spese che deve risparmiare la concessionaria, e quindi evidentemente bisogna guardare il conto economico, guardare quali sono le cose dove risparmiare, e sicuramente il personale sarà l'ultimo dei risparmi che dovremmo e che mi auguro di non dover mai fare, ma sicuramente potrebbe essere che va toccato e va guardato un po' più approfonditamente anche questo aspetto. Questo appunto calo accentuato soprattutto nell'ultima parte dell'anno, e che ci sono timori possa continuare anche poi per l'anno in corso, è dovuto a un calo generalizzato dei consumi, chiaramente a questa situazione economica che forse non è più così florida, o ci sono anche dei fattori più specifici? Allora, diciamo che prima di tutto la gente è meno entusiasta, è più intimorita, non sa se fa bene o no a spendere questi soldini che con tanto sacrificio ha messo da parte, perché parliamo evidentemente, apro e chiudo parentesi, del mercato dell'auto che al 45%, 50% è il mercato delle utilitarie, quindi delle macchine che usano tutti mediamente per andare a lavorare, certo, la signora per portare i bambini a scuola, piuttosto che movimentarsi con agilità all'interno della città, eccetera, eccetera. Quindi questa situazione va evidentemente nell'ottica di attenzione ai consumi e nel rispetto anche dei sacrifici e dei risparmi che le persone hanno da parte.
È chiaro che poi si aggiunge anche tutto un grande movimento e un gran parlare di motorizzazioni e quindi diesel criminalizzato, il discorso delle ibride, delle elettriche, e allora c'è anche un po' di confusione che l'utente dice ma cosa devo comprare? Quindi questo è un altro... E nell'incertezza cosa devo comprare? Non compro nulla. Poi ci si è messo anche il governo a creare ancora un po' di confusione mettendo il malus sulle auto che inquinano oltre i 160 kg di CO2 e quindi voglio dire c'è molta insicurezza dell'economia e c'è anche molta indecisione su cosa comprare. E qui, se mi è permesso, mi piacerebbe dare anche un suggerimento, se posso, all'utente Prego. della strada. Sì. Io dico sempre, prima di tutto dobbiamo sapere quanti chilometri facciamo con la macchina. In base a quello mi regolo. Se faccio 5-10 mila chilometri vado a benzina, perché comunque prima eravamo abituati a prendere il diesel anche per fare molti pochi chilometri, perché è un bel motore, un motore che dà poche manutenzioni, è un motore che comunque ha una ottima autonomia, consumi ottimi, eccetera, eccetera. Quindi forse il diesel per fare 5-10 mila chilometri non conviene, il benzina va bene. Dove uso l'auto? La uso prevalentemente per percorsi cittadini, va bene anche l'ibrido, perché comunque fino ad una certa velocità vado a elettrico. E quindi evidentemente è un gran risparmio, o comunque anche se è misto, è elettrico e benzina, è un gran risparmio comunque. È come dire consumo la metà, o di più addirittura, di meno addirittura. Se evidentemente vado in città, magari anche un ottimo elettrico. Non dimentichiamo che l'elettrico però ha un costo di molto superiore ad una macchina normale e forse guardando anche le infrastrutture che mancano e le autonomie delle batterie, forse non è indicato in questo momento. È chiaro che però se devo fare 40-50 mila chilometri all'anno, oggi c'è solo il diesel. Poi stiamo lavorando, le nostre case stanno lavorando per avere un ibrido più performante, per avere un elettrico con più autonomia, ma voglio dire, esiste già tra l'altro un ibrido più performante, però stiamo parlando di auto che non sono per l'utente della strada medio, ma che sono magari con performance diverse e anche con costi più elevati. Ecco appunto Presidente, lei citava prima anche certi provvedimenti governativi, il governo proprio con la recente legge di stabilità ha messo questa ecotassa sulle auto più inquinanti, al contrario un ecobonus su invece i modelli con basse emissioni di fatto, insomma sugli ibridi e sugli elettrici. Però lei ricordava l'elettrico, se ne parla da anni, è sicuramente il futuro, però probabilmente un futuro che è ancora di là da venire. A oggi rappresenta una fetta minimale del mercato e lei citava anche dei problemi tecnici che non ne fanno intravedere uno sviluppo così rapido, almeno per tutti, insomma, o sbaglio? No, allora, innanzitutto quando parliamo di elettrico parliamo di un mercato che è lo 0,2% del parco del mercato totale. E quindi soprattutto se andiamo a vedere chi compra le auto elettriche sono le province, i comuni, le regioni, gli enti pubblici e poi magari anche qualche azienda che vuole farsi distinguersi eccetera, però è molto poco. Parlando dell'ibrido invece è stato un mercato cresciuto del 144%, però stiamo parlando di un mercato che fatto 100 è il 4% del mercato. Quindi il mercato ancora è formato da diesel ed è formato da benzina. È chiaro che il diesel, è vero, con tutta sta criminalità che c'è stata fatta, criminalizzazione meglio ancora, che è stata fatta del diesel, il diesel dal 50% è sceso di qualche punto. Però ricordiamoci che comunque i diesel le nuove motorizzazioni diesel, meglio ancora, sono a volte, molte volte, meno inquinante delle auto a benzina. Quindi
anche lì voglio dire è tutto da valutare. E infatti proprio per questo voi come categoria avete sollecitato un altro tipo di provvedimento, anche perché proprio per un rinnovo del parco macchine, non necessariamente verso appunto l'elettrico o l'ibrido, ma anche appunto verso modelli nuovi che comunque sono meno inquinanti e di cui effettivamente c'è bisogno, perché il nostro parco circolante anche qui in Veneto ormai è piuttosto datato. Sì, lei dice bene, il 44% del parco circolante in Veneto ha più di 10 anni. Quindi praticamente un'auto su due ha più di 10 anni. Quindi quasi, più di 10 anni, quasi un'auto su due ha quasi 10 anni. Ora, un'auto che ha più di 10 anni, al di là che è meno sicura, al di là che costa di più manutentarla, e sicuramente inquina molto di più. Quindi il vero problema dell'inquinamento non è mettere la tassa sulle auto che hanno oltre 160 kg di CO2, perché lì non è che abbiamo... Il problema vero è eliminare tutte le auto che ci sono nel parco circolante che hanno più di 10 anni, che sono fortemente inquinanti. Ora, per fare questo, io dico che bisognerebbe che questo utente, queste persone, fossero spinte, fossero invogliate, avessero una convenienza per poterlo fare. Noi concessionari, assieme alle case automobilistiche, abbiamo sicuramente messo già, direi, tanto del nostro, perché in questo momento comprare un'utilitaria dal prezzo di listino si compra anche con un 20, 25, 30% di sconto. Quindi è già un ottimo vantaggio, forse anche di più se andiamo su certe altre auto. Ma è chiaro che se ci fosse anche un aiuto da parte della regione per poter dare un incentivo, anche non esagerato, per poter dare lo spunto a queste persone a cambiare l'auto, poi ci pensiamo noi anche a consigliarli, a direi così investire del tempo sui clienti che per noi sono il pane quotidiano, e soprattutto a cercare di fare l'ulteriore sconto che già è a nostra disposizione da poter fare, per potergli far risparmiare, assieme ad un eventuale incentivo regionale, una cifra che sicuramente uno fa due conti, dice senti, piuttosto di spendere 1.500 euro all'anno per manutentare la macchina, o anche 3.000, 2.000, 4.000, perché dipende, una macchina vecchia può avere qualsiasi tipo di problema in qualsiasi momento, anche grave, è meglio che investo per spenderli su una macchina nuova che comunque è perfetta e entro quando voglio in città con qualsiasi limitazione. Chiaro, anche perché appunto parliamo, come diceva prima, di quasi di quella metà del mercato che ha utilitarie, comunque auto di piccola media cilindrata, quindi anche si immagina fasce di popolazione, insomma non con tutta questa disponibilità economica, chi magari ha il grande SUV o la fuoriserie, beato lui se la può rinnovare da solo, altri magari, quindi voi dite questo aiuto, questo incentivo potrebbe sicuramente favorire anche un ricambio anche proprio per quell'inquinamento di cui accennava lei. Queste limitazioni, così ci avviamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata con Giorgio Sina, sono in vigore, lo dicevamo, questi limiti anti-smog che bloccano proprio i motori, i veicoli con i motori più datati e quindi più inquinanti in moltissime città, praticamente in tutti i comuni al di sopra dei 30.000 abitanti, Treviso compresa, appunto dicevamo prima gli ultimi dati, l'anno scorso 116 giorni di sforamento tra ozono e PM10, quindi il problema è sicuramente reale. Ecco, queste limitazioni, Giorgio Sini, sono un aiuto oppure un freno al mercato? Allora, sono un aiuto se si mette nelle condizioni l'utente della strada di avere delle alternative. È chiaro che se io in famiglia ho due macchine e le ho tutte e due oltre i 10 anni, sono a piedi, quindi magari una delle due devo andare dal concessionario e cercare di capire con quale iniziativa migliore posso avere, e mi creda, ripeto, ne abbiamo tantissime, non solo di prezzo ma anche finanziarie, per valutare di sostituire una delle due auto. Ed è chiaro che però se ci fosse
una, direi così, programmazione regionale dove si dicesse che quest'anno, il prossimo anno, nell'arco di 2 anni, cerco di svecchiare il parco, mettendo a disposizione una cifra che mi va nell'ottica di liberare qualche migliaio di auto nei prossimi anno 2, questo porterebbe sicuramente a dare un maggiore impulso al cliente per poter avere, oltre che al nostro sconto, che ripeto è veramente importante, oltre alle nostre proposte finanziarie importantissime, anche una spinta in più per poter essere invogliato e soprattutto per poter cogliere un'opportunità di sostituzione dell'auto. Perché egoisticamente voi potreste dire ci sono i limiti, la gente con le macchine vecchie non può entrare, quindi viene per forza da noi a cambiarla, però lei dice ci mettiamo anche nei panni di chi questa auto non può cambiare, non è che non voglia, ma non può cambiarle e quindi rischia di rimanere a piedi. Serve dunque questo incentivo anche per tra l'altro insomma rilanciare un mercato sicuramente importante e che qualche segnale di sofferenza lo sta mandando anche nella nostra provincia. Allora io per questa panoramica, in attesa di vedere se ci sarà una risposta dalla regione, dallo Stato, insomma dal sistema pubblico interpellato in questo caso, io ringrazio Giorgio Sina, presidente del gruppo Automoto di Confcommercio provinciale e regionale. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E un grazie a tutti voi anche da parte mia. L'appuntamento è per i prossimi approfondimenti, sempre qui sui canali audio e video di Radio Veneto 1. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.